Buongiorno, sono Marco Bortolini del ristorante da Gigetto. Oggi faremo vedere come preparare al meglio una bracciola di maiale alla griglia. La bracciola di maiale, al contrario di altri tagli, va cucinata ben cotta. Pertanto, per questo motivo qua, andremo a utilizzare la nostra griglia a una temperatura leggermente più bassa e sarà una cottura più lunga, specie per quanto riguarda un taglio di uno spessore importante come in questo caso. La carne di maiale, anche con i moderni sistemi di allevamento, è sempre consigliabile mangiarla ben cotta. In base al taglio che scegliamo o seminsaccato nel caso di una salsiccia, per quanto riguarda il maiale bisogna stare attenti alla temperatura della griglia. Se c'è tanto grasso è preferibile temperature più basse, se la carne è magra e tagliata sottile è importante una temperatura magari più alta e una cottura più veloce. Se è possibile cerchiamo di eliminare il grasso in eccesso, in quanto se il grasso raggiunge il punto di fumo diventa tossico per il nostro organismo. È una carne pregiata, non ha costi eccessivi, non è vero che è grassa. I tagli più magri, come in questo caso il roast beef o il filetto, che hanno una percentuale di grasso molto bassa, inferiore anche a quella del manzo. Anche il maiale, come tutti gli animali, ha dei tagli di prima, di seconda e di terza scelta. Generalmente i tagli di seconda e di terza scelta vengono utilizzati per insaccati, salsicce, musette e via discorrendo, mentre i tagli di prima scelta, come in questo caso la costata, il filetto e il controfiletto, vengono utilizzate per cotture alla brace. Gli ingredienti per questa preparazione, ovviamente la nostra bracciola di maiale, utilizzeremo dell'olio d'oliva, del profumo al timo, del sale e come contorno utilizzeremo delle zucchine alla griglia. Ora passeremo alla nostra carne alla griglia. Abbiamo già detto che la carne di maiale cuoce a una temperatura più bassa rispetto ad altri tipi di carne, come ad esempio il filetto di manzo, pertanto possiamo anche utilizzare un filo d'olio sulla superficie della carne in modo che il calore si trasmetta in modo migliore. Ora faremo una cottura a T, quindi cucineremo anche il lato dell'osso, dopodiché toglieremo la nostra bracciola dalla griglia e la lasceremo riposare per qualche minuto, in modo che lasciamo uscire i liquidi di cottura. Andiamo a controllare che la carne di maiale sia cotta fino in fondo. Fatto questo, andremo a scalopparla e a servirla. Questa è la bracciola di maiale che abbiamo cucinato per voi, non mi resta che augurarvi buon appetito.